Ciao a tutti e benvenuti in una nuova avventura. Oggi ci troviamo nel comune di Piove di Sacco in provincia di Padova e siamo qui per scoprire una nuova chicca, facendo un tuffo in un passato non troppo lontano. Quindi andiamo! Ed eccoci, oggi scopriremo due degli ultimi casoni rimasti e ristrutturati nel territorio del Padovano. I casoni erano antiche case contadine costruite da gente misera. Questa antica abitazione, detta casone del Piovese, in questo territorio, si stima sia stata costruita intorno al XVI-XVII secolo. E pensate che qui nel territorio del Padovano ce n'erano oltre 3000. Quindi adesso noi andiamo dentro a vederla. Ed ecco che qui possiamo vedere il muro originale del casone. Queste pietre infatti venivano fatte a mano con argilla, pagliericcio e acqua. Ed eccoci, qua siamo proprio nel cuore vero e proprio di questo casone. Sì, perché questa è la stalla e proprio qui al suo interno si potevano trovare le vere risorse e gli ori per la vita della famiglia, da capre, mucche e galline. Possiamo immaginare questa stanza come una cassaforte. Sì, proprio così, perché non ci sono altre vie d'uscita all'infuori della porta principale del casone e questo poteva essere anche un deterrente per qualche malintenzionato. Ed eccola qua, questa è la famiglia Zecchin, che abitò qui fino al 1979. Pensate che questa abitazione arrivò ad ospitare fino a 12 persone. In questa parte del casone, dove sono esposti vari oggetti, in particolare qui possiamo ammirare un'impresa edile dell'epoca, tutta qui. E qui davanti a noi un banchetto di scuola degli anni 50. Una meraviglia. E qui ci troviamo nel sottotetto di questo stupendo casone. Beh, che dire, la struttura è veramente meravigliosa. Pensate ovviamente che questo posto veniva usato come granaio. Il casone Ramei, o detto anche casone bianco, si trova in un grande parco e oltre a visitare il sito potete fare dei stupendi picnic. Il comune ha dato in gestione questo stupendo posto al gruppo dei volontari del casone che cercano tramite varie attività di preservare e mantenere questo posto al suo stato originale e meraviglioso.
Questi una volta erano i terreni coltivati dalla famiglia che viveva nel Cason. Oggi è diventata una splendida pineta. E come non poteva mancare nella campagna veneta del buon vino, ed eccoci a 3 km circa di distanza dal Casone Ramei, e qui troviamo il famoso Casone Rosso, un'altra realtà di un tempo passato. Voglio ricordarvi che sotto in descrizione troverete il link dove trovare tutte le informazioni per visitare i casoni o per prenotare i vostri picnic. Beh, che dire, il nostro giro sta per finire proprio qui. Io vi invito a visitare queste stupende case antiche nel territorio del Piovese, in provincia di Padova. Ringrazio il gruppo dei volontari dei Casoni di Piove e in particolar modo Michele, che mi ha guidato e mi ha fatto conoscere questi stupendi siti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando iscrivetevi al canale per scoprire sempre nuove chicche. Ciao e alla prossima avventura!